Buonasera a tutti ragazzi, spero che si vede abbastanza bene, quindi diciamo che potete vedere adesso come sto da quest'altra parte, quindi diciamo che è una diretta un po' più particolare, quindi oggi vi siete scassati oppure no? Quindi vediamo se arriva qualcuno. Quindi Avvocatella ci sei? Non ci sta Avvocatella. Quindi non ci sta nessuno in linea, ragazzi. Adesso che abbiamo fatto la live davvero. Ciao Agata, ciao Avvocatella. Quindi tutto bene? Quindi diciamo questa è la live che faccio davvero in effetti. Quindi oggi avete mangiato oppure no? Quindi vediamo se arriva qualcun altro. Quindi no, ehi Avvocatella. No, noi abbiamo mangiato la verità, ha fatto Eva, ha fatto la parmigiana, ha fatto la carne nel pomodoro, pasta e pomodoro, polpettone ripieno. Non ci siamo proprio scassati però una mezza cosa, diciamo così. Non proprio rompere, però una mezza cosetta l'abbiamo fatta. Poi abbiamo aspettato, poi abbiamo giocato a tombola, non ho fatto la diretta, la volevo fare più di una volta, però poi ci siamo messi a giocare, buonanotte, quindi non l'ho fatta più. Però a finale ci persi 5 euro, quindi è andata male, diciamo che abbiamo perso. Non abbiamo fatto nemmeno un ambo, si può dire. No, no, non è la prima volta che mi faccio vedere, no, no. No, no. Può darsi che così la signora mi vede e non mi dà più fastidio. Sì, 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 è normale. Sì, 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 abbiamo fatto la tombola, diciamo, parlata, quindi tipo che ne so, Sircio culo, vinto una femmina nur, diciamo, napoletanamente, quindi diciamo che la facciamo sempre così, quindi non è perché uno la vuole fare diversa, ma perché la facciamo sempre così. Quale persona? Sempre lo stesso, no? Da tua persona. Di solito non la faccio la diretta, diciamo, con la mia persona, diciamo, però giusto per farvi vedere che in effetti non è che ci sta un'altra persona da questa parte, quindi la fotografia che ho messo tante volte al finale sono sempre io, quindi non cambia nulla, solo che mi trovo più a farla diversamente, però stavolta ho detto vabbè facciamola così, giusto per farla, tanto non mi cambia nulla, sono la stessa persona, quindi non è che facendola così vedete un'altra persona, no? Semmai un po' più cicciottello, questo sì, ma sempre alla fine, diciamo, sono sempre io, quindi le foto che ho messo in realtà sono sempre io, non è che cambia la cosa, quindi un po' light, diciamo, però l'avevo detto che ero ingrassata. Sì, sì, dimmi. Peccato che stanno poche persone, però non fa nulla, in effetti già sono le 21:37, quindi diciamo che non è tardi, non è presto, però dimmi Agate, dimmi la domanda. Quindi diciamo che oggi è stata una bella giornata, al finale ho potuto diciamo fare pochi video perché al finale stavo a casa da Eva, quindi ho fatto solo quei due là. No, non lo so, vuole domandarmi una cosa, però non so cosa vuole dirmi. Quindi non lo so, forse è meglio così, se mi vedono così, pensano diversamente, così forse qualche, tipo qualche uno se ne va, buonanotte, così ci togliamo qualcuno davanti. Spero che non veda la signora, se no dopo dice vabbè, ma forse è meglio, dice no, ragazzi, quindi non sono il modello che crede fosse qualcuno, quindi è meglio così perlomeno finiscono, diciamo, i messaggi.
No, no, avvocato, vedendomi così dice no, no, questo è cicciottello, quindi lasciamo stare. Quindi è meglio così, forse. Se faccio le live davvero, forse faccio meno danni. Si è persa Agata. Agata, si è persa Agata, dai. Sembro presuntuoso vedendoti, ma solo con la voce sei diverso. Allora, vedi? La voce inganna allora è meglio farsi vedere. Ma meglio così. A parte che la mia faccia ci stava sempre, quindi non è che sono presuntuoso di che. Anche perché la prima volta non è la prima volta che faccio una diretta così, quindi non è che presuntuoso di che poi. Non è che c'ho il fisico oppure che ne so, c'ho il modello che puoi dire così. Quindi presuntuoso di che? Non lo so. Boh. La signora incoronata non c'è, non la vedo. Forse già sta a letto, che si è andata a mettere a letto. Comunque ragazzi, oggi è stata una bella giornata, al finale mi sono divertito, quindi abbiamo mangiato e ci siamo divertiti, quindi diciamo una giornata un po' diversa. Mio fratello Enzo si è vestito da Babbo Natale al finale, quindi fortunatamente pure i bambini hanno detto questo è papà. Come mi do delle arie. Ciao incoronata, buonasera. No, no, perché mi do delle arie? Io non mi do le le arie di nessuna cosa. No, diciamo che arie di che poi? Non lo so, guarda, forse credo chi sei, non lo so, forse penso che sei quello che credo io, eh. Quindi io non mi do nessuna delle arie. Quindi non lo so chi sei, però non diciamo sei sicuramente uno che mi segue, perché se no la mia faccia l'avresti riconosciuta, perché di solito io ho mandato le foto, anzi l'ho messa un sacco di volte, quindi puoi dire che sono ingrassato, puoi dire così, così. Sì, diciamo, dici tuo nome direttamente, no? No, incoronata ti risulta che io mi sono mai detto delle arie. Mai, io ho sempre spiegato il video, la cosa, sempre non mi sono fatto vedere di persona, però ho sempre spiegato, diciamo, il video, i terremoti, i tsunami, ma mai che mi sono date delle arie, anche perché dovrei darmi delle arie? Cioè, al finale sono una persona normalissima, quindi ho sempre detto che non sono il modello, diciamo. Quindi sono questo qui, quindi non fa nulla. Sei più semplice e simpatico di quello che credevo. Ma no, no, io sono una persona normalissima. Vedendo forse mi così per la prima volta, secondo te ti do questa impressione qua, ma non credo che sia così, no? Anche perché sono una persona. Ciao Diego, tutto bene? Quindi sono una persona, diciamo, normale come tutti gli altri, quindi non è che cambia vedendomi così, oppure se non mi vedi, non cambia nulla. Solo se senti la mia voce, che fa? Senti la voce e dice Giuseppe è diverso. No, non è diverso nulla. No, c'ho la faccia, devo fare la dieta, Diego. Diciamo che ultimamente, l'ho detto pure, siamo ingrassati, quindi ci dobbiamo mettere un po' a dieta. Ma che ce ne importa, poi l'importante è stare bene, quindi la dieta poi dopo le feste si vede. Tanto, mo incomincia, diciamo, la sequenza. Dico te. Quindi non so, però non credo di essere presuntuoso, ma non mi risulta sta cosa qua. Quindi potete dirmi tutto, ma presuntuoso proprio no. In bagno. Io che sto in un bagno ancora no.
Diciamo alla fine, ragazzi, a Baroniste si stava bene, con il viso sembri serio serio, ma sei simpatico. Ma non sono serio, al finale è così, sono sempre così, non credo. Incoronata dice stata sgamata, no. Vabbè, rimane un mistero, ragazzi. Comunque non possiamo mai sapere chi c'è sta dall'altra parte, a parte che sappiamo incoronata chi è, Avvocatella chi è. Diego non lo sappiamo, quindi non lo... Diego penso che è un ragazzo, non lo so, eh. Può darsi pure che stiamo sbagliando. Però è così. Oggi diciamo che mi sono divertito molto, quindi la prossima volta la faccio vedere la tombola perché è sfiziosa farla diciamo a modo nostro, quindi diciamo che sì, in Corona ormai noi siamo cotti stracotti, quindi sì, sì, no, no, la faccio, avvocate. Incuti timore, no, addirittura, timore addirittura. No, 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 no. Timore? Sì, sì, te l'ho detto, Diego, sì, sì. In effetti l'ho detto stesso. Diciamo che sono ingrassato, l'ho detto già prima di tutto, dall'estate l'ho detto che sono ingrassato un pochino. Io sono in male, ti pareva, Avvocatello è sempre a strega, diciamo. Ma al finale la faccia è quella lì, quindi potete dire che sono ingrassato, questo sì, però no che non sia la stessa persona che ho fatto la foto in estate. Quindi diciamo che ho messo qualche chilo, ma nulla di che, ma non è perché metto qualche chilo faccio paura oppure intimidisco le persone, non esiste proprio. Però se lo pensi, figurati, puoi pensare che vuoi. Di certo è un conto sì vedere la faccia, è un conto vedere solo la voce, quindi 13 anni. Vabbè, sai che cos'è, Diego? Che noi siamo abituati qua che compaiono nomi strani, particolari, quindi siamo abituati a fare tipo un tipo di guerra. Quindi diciamo che purtroppo ci siamo abituati ultimamente a tutti questi fake news che siamo abituati con la signora. Quindi diciamo che oramai quando vediamo un nome nuovo, diciamo, è normale pure per noi dire, eccola, sta arrivando, è lei, non è lei, quindi, però può darsi che così, vedendomi cicciottello, cicciottello, la signora dice no, lasciamo stare e se ne va. Quindi forse è meglio così, facevo la diretta prima. Diciamo, vedi? Bello cicciottello, quindi non fisico palestrato, nulla. Così la signora desiste, si trova un giovanotto bello aitante, muscoloso. Così forse ho fatto prima a fare così. Poi ho 43 anni, ragazzi, sono vecchietto, quindi una certa età ci sta ancora. Oh. Quindi non sono il giovanotto. No, io sto a mezze maniche, guarda, no, no. No, no, ma ti dico una cosa, a Baronisti faceva proprio freddo, freddo, ma ti giuro col giubbino, ma, ma faceva freddo, eh. Ho tre coperte, guarda, me la Madonna. Esagerate, tre coperte. Sei un bell'uomo, ma sono severo. No, severo no. Se mi dici che questa faccia è severa, allora non hai visto mai la faccia severa di una persona, no. E che ti hai mangiato? Dico che stai ancora malamente. Sto ancora male. Allora, noi abbiamo mangiato pasta e pomodoro. Poi Eva ha fatto parmigiane di zucchine e parmigiane di melenzane. Poi ha fatto, eh, diciamo, che ha fatto più? Il polpettone con le patate ripieno di mozzarella e prosciutto cotto. Poi ha fatto la carne nel pomodoro, quindi ti lascio immaginare costine di maiale, salsiccia, braciola, ma di tutto e di più ci stava là dentro. Quindi diciamo ci siamo proprio scassati proprio, quindi abbiamo mangiato.
No, qua il tempo, guarda, sinceramente a Baronisti faceva freddo. A Salerno già qua si sta bene, no, no. Dolce no, no, la verità, il dolce non ci abbiamo mangiato, avvocato, tu questo dolce agli articoli, bravo, ancora no, proprio di una fissazione la compagnia tua. Lei e il dolce, proprio ci sta una fissazione proprio. No, no, è vero, non l'ho mangiato, no, no, il dolce, no, no. Perché proprio stavamo schiattando proprio, quindi basta, ho detto. Mo stasera ci stava la pasta e fagioli, lì però ho detto no, no, troppo pesante. Perché quelli del, diciamo, che hanno organizzato l'accensione delle luci, ha fatto la pasta e fagioli, che la dava a tutti, però io sono andato via. Anche perché faceva troppo freddo, ragazzi. Diciamo, sono 4-5 km da qui a lì, però ci sta una cosa esagerata di temperatura, tipo che ne so, lì stanno a 6 gradi, già a Salerno qua tu stai, diciamo, a 8-10 gradi già, quindi ci stanno una decina di, no una decina, ma 5-6 gradi di differenza. No, no, in Corona, ma il dolce, allora, sai che cos'è? Quando c'è la bocca bella fatta di salato, non ci siamo beati il caffè, l'ammazzacaffè, queste cose qua, però il dolce proprio, stava fino a qua pieno, quindi no, quindi stavamo proprio pieni pieni, quindi come l'uovo di Pasqua, quindi non c'entrava nulla. Difatti stasera niente ragazzi, quindi stasera digiuno. No, io ho fatto il caffè e il limoncello, la verità, in Coronà, quindi cercavo di digerire, ma che ti devo mettere le mani in gola per digerire. Quindi diciamo che è stata dura. Poi abbiamo fatto la tombola e abbiamo mangiato i mandarini, quindi i mandarini quelli là amari poi. Ma non già pensavo, menù fritto per cuore. Ma qua tutti, avvocate. Sì, sì, già sto pensando a che guardare, non lo so, la verità. Però non ho molte espressioni e ammiccamenti, potresti fare l'attore, no, no. Devo dimagrire prima, quindi devo perdere, diciamo con... Sì, sì, in coronamento comincia 1918, minimo mi manda. Quindi diciamo c'è questa fissazione che io non so questa dove li prende, diciamo, sti film. Non lo so, io col cellulare, questo fa i miracoli col cellulare, non lo so. Io, diciamo che secondo me l'avvocatella proprio si supera. Mo ti mando uno tosto. Avvocate, l'ultimo volta che mi ha mandato l'ultimo tosto lì, come lo chiami tu, era solamente che cos'era? Mo te lo dico io pure in diretta, te lo posso dire. Allora, fammi vedere dove sta Avvocatella, 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 ti faccio vedere che mi ha mandato. Allora, mi ha mandato, ha fatto i panzerotti, quindi questo deve essere baccalà se non mi sbaglio, no, Avvocatella? Poi i 25 film horror più spaventosi da vedere. Movie Player, quindi diciamo che la notte più lunga della paura. Non so che anno è, questo secondo me sarà 1910, quindi lascio già immaginare. Ieri gli ho mandato Scary Movie, però quello non fa nulla. Quindi Scary Movie è quello lì che fa ridere, quindi... No, ma io non sto dicendo niente, Agata, non è i complimenti o no, non stiamo dicendo nulla, io non ho detto nulla. La signora incoronata ha detto Giuseppe è sposato solo, questo ha detto, quindi nulla di che. Stiamo commentando i film di Avvocatella, che Avvocatella manda certi film proprio uno peggio dell'altro. Quindi oggi gli ho mandato una mia foto, questa qui, vedete, questa qui ci stavano i famosi Queen, non so se si riesce a vedere bene, ma era un patito di Freddie Mercury, quindi però questa qui è una foto proprio di, ma secondo me avevo 23-24 anni.
Sì, sì, ci sono pure io, eccomi qua. Non so se riesci a vedermi, eccomi qua. Diciamo senza pizzetto, quindi diciamo sono molto più giovane, dai. Io avevo i capelli lunghi qua, quindi diciamo che qui ero molto molto giovane. Eccomi qua, penso che adesso si vede. Sì, sì, ero pieno di capelli, qua avevo il caschetto addirittura, quindi il pizzetto non lo avevo, quindi diciamo che adesso ho il pelo corto, quindi diciamo che ho perso i capelli, però stiamo parlando pure che avevo 23 anni qua, quindi qua pesavo 70 kg, quindi diciamo ci sta una grande differenza, però non fa nulla. Anda. Ma guarda, io fino a secondo me 35-36 anni mi sono mantenuto più o meno sugli 80-90 kg, poi adesso mo sto a 100, quindi devo... Ciao Sabato! Devo dimagrire un pochino, non dico assai, ma 15-20 kg starei proprio bene bene bene, diciamo come la fotografia, in effetti quella che ho su Facebook, quindi diciamo quella lì, in effetti che poi è quella lì, diciamo che io uso sempre, diciamo, eccola qua, sarebbe questa qui al finale, non la riesco a vedere, a visualizzare, bah, comunque, eccola qua. Questa qui è quella lì che avete visto voi. Sì, sì, questa qui è la foto che voi avete visto sul mio, diciamo, Facebook. Però qua, diciamo, sono una 10 kg mancante, va. Diciamo qui è l'estate, come ha detto, come si chiama, il ragazzo Diego, quindi questa è quella dell'estate, sì. In effetti poi per l'estate mi sono perso, quindi Diego ho messo una decina di chili, quindi... Ma io l'avevo detto già che ero ingrassato, quindi non è che, diciamo, ho detto una bugia. Però, Agata, non so dire una paresi. Penso di sì, mica posso... Avast, la signora incoronata. Incoronata, sono le 10, poi... Bill, l'ho fatta venire io. Ah, incoronata. Vabbè, ragazzi, io vi auguro buonanotte a tutti. Vado, diciamo, a vedere qualche film, qualche articolo per domani. Sì, sì, diciamo che sto bene messo a wrestling, sì, sì. Ma guarda, io mo ti faccio dire una cosa. Eccoli qua, va. Guarda, io vedi, cioè i pesi pure a casa, quindi li faccio proprio per tanto per perdere un po' di tempo. Quindi diciamo che ce li ho così, giusto per ogni tanto stare, diciamo, in forma. Ce li ho proprio dietro, quindi ho due manubri da 20 kg l'uno, quindi mi diverto un po' ogni tanto. Sì, io in effetti ho 8 pezzi di quelli. No, ma tu dici la luce, ma figurati. Tu pensi che cambia? Non credo che cambi, con la luce, quindi so sempre lo stesso al finale. Quindi non è questione di luce. Quindi c'è la melone di più, però sì, vabbè, ma non cambia nulla al finale. Il computer è qua, quindi diciamo è meglio così. Però avevo scelto di più penombra, però diciamo che se vedi il ventilatore, sì, però c'è il pelo corto corto, quindi rispetto a papà sono diverso un pochino. No, guardate, sono vecchiarella.
diciamo che devo scendere un po' la pancetta come a mio fratello Enzo, quindi dobbiamo un po' dimagrire. No, no, oramai l'ho accesa, figurati, no, no, non cambia nulla, l'ho acceso e spenta, la faccia è quella, non è che cambia, quindi al finale non cambia. Sì, sì, pure Enzo stasera si è vestito da Babbo Natale, i bambini quando l'hanno visto, ha detto papà, ma sei tu? Al finale non le è riuscita a imbrogliare, perché la bambina ha visto l'anello sulla mano e ha detto quello è papà, quindi subito l'ha beccata. No, fortunatamente sì, in effetti sì, anche perché ho fatto sempre lavori pesanti, quindi la forza è dovuta anche al mestiere che facevo, quindi formaggi, salumi e poi sono sempre stato un appassionato di bodybuilding, quindi in effetti cioè, dimmi ancora no, quindi ho fatto sempre palestra a finale, quindi ho la pancetta, però la salute ce l'ho. Quindi anche perché scendevamo camion e camion di parmigiano reggiano, prosciutti, quindi lascio immaginare la vita com'è così. Però, meno male Diego, qui sì sì, credo di essere una brava persona perlomeno, eh. Quindi su questo non ci piove. Vabbè ragazzi, io vi auguro buonanotte a tutti. Ci sentiamo domani. Penso che questo è l'ultimo video. Adesso vado a vedere qualche bel film, sperando che Avvocatello non mi mandi qualche film dell'altro mondo. Quindi vi auguro buonanotte a tutti ragazzi. Quindi se qualcuno poi aveva detto Giuseppe, ma qua, là, diciamo che so questo qua, non è che sono un altro, quindi no, avvocato, non è che ti disprezzo. Se gentilmente puoi mandarmi 2010 in poi, cioè non 1920. Scusami, ma me intimidisci. Ma addirittura, e che cosa posso fare per intimidire una persona io, no? Non credo che sia una persona proprio avvocate. Ha detto la signora Agata che io intimidisco, quindi dimmi tu perché. La faccia non è buona, i capelli forse, non lo so. No, è un'impressione al finale. Agata, vabbè dai, vi saluto ragazzi. Sì, è delicata, sì, infatti questa avvocatella è delicata. Tutti i film di avvocatella sono tutti quasi il mistero della casa sulla collina. Poi, quando gli mando io i film, gli ho mandato The Conjuring, non l'ha visto. Perché gli ho mandato più Chi è sepolto in quella casa, si era incoronata 1986. Ce l'ho qua, 1986. Gentilmente, avvocate, dal 2010 in avanti, non indietro. Sono troppo autoritario. Sì, 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 ma quella prima mi sfida, prima, sai che fai, ancora no? Io non ho paura, io così, io così, va bene, qua, là, qual è il problema? Mandi il video, gli mandi il video, sei pazzo, sei criminale, e incominci a dire che no, non stai bene, cioè, al finale è così. No, ma io gli rimando, ma non si è mai visto, chi tuo problema? Sei troppo autoritario, addirittura, Agata, autoritario di che mo? Sì, avvocatella fa e fa, poi al finale stasera gli ho mandato. No, Diego, ma figurati, che dicono che sono autoritario, così, ma figurati, eh. Sì, sì, guarda, io ho mandato la filastrocca di Nightmare, ma pure quella secondo me c'ha paura. Quindi poi mi ha mandato, in effetti,
quello che aveva cucinato, quindi penso che sia baccalà, quindi io non so, sofficine, non lo so. No, no, figurati, Diego. Vabbè, dai, vi auguro buona serata, ragazzi. Ci sentiamo domani. Quindi la signora Agata ha detto sì, sì, ha detto che sono autoritario, che intimidisco, quindi vabbè. Sono le frittelle di Incoronata. Ah, te l'ha mandate dalla Puglia, diciamo, te l'ha mandata a te. In Friuli Venezia Giulia, ha fatto una tirata, diciamo. Le pizze fritte. Sì, sì, l'ho vista in effetti, sì, sì, inoltrato, sì. Chi beve la sveva e Pepsi. Quindi o avvocatella o incoronata, una delle due, mo. Ma ti dico una cosa, anche io sono un amante della sveva, eh. Partiamo da questo che è proprio quest'acqua qui è quello che compro io tutti i giorni, quindi la sveva è quello che l'ho detto sempre che mi piace l'acqua frizzante e non mi piace quella della fontana, quindi uso la sveva in corona sempre. Se trovo la sveva oppure prendo la toca, perché qua ci sta. Ciao Raffaele. Quindi diciamo che o la sveva o la toga, la Sant'Agata non tanto perché si sfiata subito. La Ferrarella è la stessa cosa, costa. Ciao Raff, buonasera. Costa tanti soldi e poi al finale la apri e si sfiata in un secondo e quindi secondo me non vale proprio la pena. La sveva invece no, mi piace. È quella che mantiene più, diciamo, del frizzantino. Raffaele. La signora Agata si è persa, se io fosse l'ho intimidita, come ha detto lei. Ciao Diego, buonasera. Quindi diciamo, se mangiata la mamma. No, in corona al massimo la mamma si è mangiata Raffaele, al massimo. No, è la mia impressione. Sei molto recitativo, no? In effetti, guarda, questa è la prima volta che faccio un video che parlo di una cosa così. Oh, ciao Frasia. In effetti, no, non è che, diciamo, sei come ti pensavo. Oh, vabbè, io la foto in effetti l'avevo messa, quindi non è che ero poi tanto diverso da come ero in foto, un po' più ingrassato questo qua, sì, ma non diverso dall'estate, diciamo, quindi un po' più cicciottello, ma la faccia è sempre la stessa, quindi come ho detto io, in effetti su Facebook ce l'ho un po' diversa, però la faccia è quella lì, cioè non cambia ragazzi, cioè, al finale è la stessa, non cambia nulla. Questa è quella che ho fatto in estate, adesso c'ho quella, è quella di adesso, quindi qualche chiletto in più. Però ragazzi è bello un magnà, quindi non si può fare. Ciao Kevin, buonasera. Ciao Raffaele, buonanotte. Grazie, oh, signora Frase, buona serata pure a lei. Sì, sì, stavamo commentando. E vabbè, una decina di kill in corona farebbero bene, dai. Lo so benissimo pure io, però che devo fare? A volte è più forte di me, come Incoronata. Incoronata c'ha la droga per i dolci, diciamo che io c'ho, c'ho la passione per il salato, quindi diciamo che ognuno c'ha una passione poi. Quindi diciamo che oggi mi sono proprio scassato, come dico io, non proprio esageratamente, però ce l'ho dato, quindi i dolci non sono uno che ci va appresso, quindi diciamo che meno male.
perché se mangiavo dolce e salato era una festa proprio, quindi meglio così. No, no, mi piacciono i dolci, però se devo scegliere, se mi dà il salato e il dolce, io scelgo il salato, la verità, non perché... No? Ciao Samuel. Ma vedi che io l'avevo messo una volta una foto, quindi non è che sono proprio tanto diverso, diciamo, da come immaginavano le persone. Quindi qualcuno ha detto che intimidisco, qualcuno ha detto così, però perlomeno vedono chi sono in effetti. Sì, sì, no, io sono amante proprio del salato, ragazzi, quindi se devo scegliere fra dolce oppure salato, ragazzi, io preferisco salato, perlomeno io, eh. Quindi diciamo, se mi metti una torta, che ne so, e oppure mi metti una lasagna, io mi mangio la lasagna, ragazzi. Vabbè, avvocate, tu sei sempre esagerato, tutte cose. Sì, sì, ma guarda, invece no, ci sta gente che preferisce il dolce, guarda. Diego, pare strano, ma è così. Sì, sì, ti faccio l'esempio, no? Qua si usa la pizza rustica, come dici, incoronata con ascarole e l'olive, no? Detto napoletanamente. Ragazzi, se devo scegliere, diciamo, questa cosa qua, allora uno si mangia una cosa così. No, Avvocatella mangia troppo dolce, non è che mangia troppo. Lo so, in Corea però è buono, la pizza cascarole, però non dite, capisco la colica, però è buona. Poi un'altra cosa che mi piace, diciamo che posso scegliere. Vabbè, Samuele, ma oggi comunque era chi l'ha fatta, chi non l'ha fatta, però anche noi non è che abbiamo fatto, sa, proprio come la facciamo di solito. Di solito abbiamo iniziato con il pesce e cose, stavolta no. Salsiccia e friariello, e mica si fesse, Diego. Questo è un piatto tipico napoletano, si può dire, quindi proprio salsiccia e friariello è proprio napoletano proprio. Diciamo la pizza che è, una bella pizza, bruocco e salsicce, come si dice belle napoletanamente. C'è cesso, guarda, va a finire a casa non mi ha mangiato nada ora. Poi dice la dieta, e quando la facciamo sta dieta? Questo è il guai del sud, che noi non è che il problema è che a noi ci piace mangiare, quello è il guai. Stasera l'ha mangiato, queste si mangiano tutte cose. No, no, no. Lo so, Diego, lo fa bene, lo so, però fino al 99, poi ti devi fermare un pochino, poi ogni tanto. Il cime di rapa, vai, la pugliese, il cime di rapa. So buone, le orecchiette con le cime di rapa, ma alla fine rumun. Sì, sì, quello sì, le cime di rapa, so alla fine rumun. Però ragazzi, quello è il problema, Diego, la limitazione che non abbiamo, noi non abbiamo i freni proprio, e i freni inibitori proprio, noi, sai che cos'è? Che noi scivoliamo sempre. Guarda, addirittura in Corona ha detto le sai fare, ma come la signora non è capace di... La signora incoronata, dai, incoronata rispondila. Ha detto che non sai cucinare, incoronata, non sai fare le cime di rapa. Ma la signora incoronata, capisci che è pugliese? Se non sa fare quello, non è pugliese, ah. La deve sapere fare per forza la signora incoronata. Incoronata, qualche volta dobbiamo andare a mangiare a casa di Avvocatella, quindi prepara il treno, partiamo. Se cucina male, la giudichiamo. Quindi poi vediamo che sa fare. Avvocatella, per arrivare da Avvocatella ci vuole, ragazzi, eh. C'è un treno proprio speciale per arrivare da Avvocatella. Diciamo che sta dall'altra parte. Ieri sera avevamo fatto un polpettone e una crostata. Ti hai mantenuto pure tu leggera. Lei cucina friulana, quindi pastina, sa, roba tipo ospedale, Diego. Hai presente l'ospedale più o meno? Uguale. Quindi desisti. Se vogliamo andare a mangiare bene, andiamo da Incoronata.
là, non penso. Quindi se vogliamo mangiare bene, a mente incoronate, Diego, lascia stare il nord. Lì ci danno pastina. Oh no, incoronate. Risotto alla milanese. Quindi, secondo me non ci conviene tanto, Diego, andare là. Salvini ci fanno mangiare, sì, ci mangiamo le acciughe, ci mangiamo. Mamma mia. No, oppure guarda, desidererei proprio vedere come cucina proprio, guarda, uno del nord, poi diciamo che venite tutti in Calabria ci vengo, dico, so cosa mangi buono, ma pure da incoronata, credo che la signora incoronata sa cucinare. Il problema, il dubbio è la signora Avvocatella, mi fa paura. Oh no, incoronata, andiamo lì e quella dice chiama la pizza, dice no, no, io cucino tu. No, ma già lo so chi vince in Corona. Vinci tu, lo so. No, 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 a parte cinese, vedi, hai visto, ci manda a mangiare cinese. No, Samuele, no. Diciamo che la Lombardia è quella che più non mi piace, perché davvero, o forse perché io ho mangiato così, però sono stato a Milano un sacco di volte, sempre sta pastina, sto risotto alla milanese, pure in Piemonte non ci sta un granché, però già se scendi in Emilia-Romagna, se vai nel Lazio, in Calabria, in Puglia ho mangiato le bombette pugliesi. Poi in Abruzzo, diciamo, che ho mangiato gli arrosticini, quelli di pecora. Diciamo la Campania, vabbè, la Campania la sappiamo, la Calabria pure si mangia bene, la Sicilia fa paura. Quindi diciamo che non è una cosa del nord, perché penso che qualcuno comunque cucina pure bene. Forse io sono stato in posti, diciamo, che non cucinavano bene. Addirittura io mi ricordo che sono stato in Germania, in Sardegna si mangia bene, però a base di carne, quindi formaggi, queste cose qua, Diego, quindi carne e formaggi. Io però acabati per là, mangiavo a finire che veramente dobbiamo mangiare un'altra volta. Diciamo nel Lazio puoi mangiare la porchetta di Ariccia, ci sta l'abbacchio, a voglia ci sta nel Lazio, quindi la matriciana, i piatti ci sono. Invece Avvocatella fa brodino, brodino. La signora vede fa ancora. Sì, sì, la vendevo pure Samuele, sì, sì, l'ho venduta pure quella là spalmabile, quella lì normale che si taglia, sì, sì, è la fine del mondo. In Sicilia ho mangiato la pasta con le sarde pure, che è ottima, pare una cosa strana, però ragazzi è buonissima la verità, eh. Sì, sì, ma è così, è normale. Io ho fatto due fiere, ho fatto una a Cosenza e una diciamo, a Crotone. Quindi diciamo che ho fatto due fiere. Eufrasa, Friuli contro Puglia, vince la Puglia, è in partenza, signore Eufrasia, quindi non c'è gioco. A meno che sì, ma già la lasagna, guarda Diego, no, ti faccio l'esempio, la lasagna qua a sud, perlomeno io a Salerno la facciamo polpettine, uova soda, diciamo, mm, bella pasticciata. Invece se vai a nord, ad esempio, fanno besciamella e carne macinata. Già qua noi facciamo una bomba nucleare, quindi diciamo che è così, ragazzi. Purtroppo mia mamma fa la lasagna, ci mette uova soda, salame a pezzettini, mozzarella, ricotta, ma ci sta di tutto là dentro, ragazzi. Polpettine, quelle là fritte piccoline, diciamo è una bomba, ragazzi. Là non è che tu dici, vabbè, ma facciamo il primo e il secondo, no, no, ci sta primo, secondo, terzo, quarto e quinto. Cioè là basta una bella fetta. Sì, sì, Diego, sì, sì. Quindi diciamo che è così, ragazzi. Quindi diciamo che sì, in Corona noi diciamo quando la vogliamo fare leggera facciamo quella lì, besciamella e carne macinata, ma per noi non è la vera lasagna quella là, per noi è una finta lasagna, va.
Però ragazzi, dai, partiamo tutti quanti, mi vado a vestire, andiamo da Avvocatello e andiamo a mangiare. Quindi Avvocatello, a cominciare a cucinare. Allora, ti cerchiamo una cosa facile, no? Una bella lasagna, una parmigiana bella ripiena con prosciutto cotto, fior di latte, quindi qualcosa di per stuzzicare, qualche costata salata. E poi io incoronato giudicheremo la tua cucina. Ma sente. Vabbè, Diego, ma guarda, metti l'assativa, lo so che ci fai l'attentato, lo so, lo so. Vabbè, Diego, ma dipende, perché comunque paese che vai, usanze che trovi. In Caranà, questa ci manda a cagare a noi, tra che va a cagare lei. No, questo ci fa l'attentato se andiamo là, sono convinto. Mamma mia, sai che cos'è? No, se non sai cucinare non è colpa tua. Purtroppo tu sei nata proprio ai confini, ai confini, ai confini. Puoi, sì, sì, ma noi facciamo assaggiare prima lei. Bravo, Samuele, mi sa che pure io, mi sa che faccio un giro in cucina, dico, aspetta un attimo. E mi sa che una ripassata ha già fatto per forza qua. Sempre, Francesco no, non ci sta. Ah là, si è offesa la signora avvocatella. Vieni a casa, dove vai? Ma di nuovo io, mo? Di nuovo fui. È tardi. Sì, vabbè, questa qua Diego è quella là classica, quindi diciamo è quella là normale. Qua, diciamo, a Napoli, a Salerno, la fanno un po' più ripiena, diciamo così, va, tipo polpettine, salame a pezzettini, quindi ricotta, ma un po' di tutto, uova soda scaldate, le calde macinate, diciamo che è una bomba, Diego. Quindi quando ti sei mangiato un bel pezzo così, buonanotte. Hai fatto primo e quinto, altro che il dolce poi. Vabbè, signora Avvocatella, io vi saluto. Signora Incoronata, vi saluto. Ciao Letizia. Ma no, sto scherzando, ragazzi, no, no, sto scherzando. Tutti quanti stanno parlando di mangiare. Se arriva Francesca, diciamo ancora peggio. Sì, sì, è buona la frase, in effetti la fanno diversamente, dai. No, sta ancora in giro Avvocatella, sta. Birbal, che faccia simpatica che hai, vedi? Qualcuno ha detto che c'è la faccia simpatica e non intimidisco, perlomeno stavolta mi è andata bene, va. Vabbè Samuele, ma quella è una questione sempre di gusto, eh. Partiamo che le lasagne sono due, quella come hai detto tu e quella come diciamo noi. Quindi diciamo che è così. Quindi di solito la lasagna classica è come dici tu. Poi la lasagna come la facciamo noi, vabbè, quella è un'elaborazione napoletana, quindi è una cosa particolare del sud Italia, quindi non è perché è noi che siamo diversi. Grazie Letizia, quindi diciamo che i diversi siamo noi, non è che siete voi. Noi siamo sempre quelli che dobbiamo sempre esagerare un pochino, quindi allarghiamo gli orizzonti. Quindi la vera lasagna sarebbe besciamella e carne macinata. Però noi siccome ci piace scassarci, ma no, non è... Sì, grazie, Birbal. Tra nord e sud non ci sta nessuna differenza, Diego. Sai perché? Perché al finale ognuno ha le sue cose, quindi non è una questione di essere del nord, del sud o del centro, perché ognuno ha le sue tradizioni. Io ho detto semplicemente che forse la Lombardia rispetto alle altre regioni non mi ispira fiducia a livello di mangiare, perché o forse perché sono stato io.
Di dove sei, Birba, tu? Diciamo che a finale la Lombardia mangiano risotto alla milanese, cotoletta alla milanese. Sono stato, diciamo, in questi posti ho mangiato questo. Già se vai in Emilia Romagna, la Mezzia Terme, e la Mezzia Terme pure si mangia bene. Ci sono stato, ho mangiato bene, sì, sì. No, no, Agado, autoritario no, dai. Sei simpatico, però è un'espressione autoritaria. No, non credo proprio, no, no. Però se lo credi, figurati, non è che lo puoi credere. Diciamo, questa è la differenza tra, diciamo, calabrese, l'anduia, pure in Calabria si mangia bene. Poi ragazzi, è sempre una questione di gusto, eh. È capace se andate a Milano, quelli dicono la stessa cosa. Adesso sono 51 minuti, ragazzi, che sto facendo la diretta dal vero. In effetti, vedete me e non, diciamo, il solito pezzo di video. Allora, io faccio fiere, in effetti, Bilbal. In effetti, però, io, sai che cosa ho fatto? Io in tanti anni ho lavorato tantissimo. No, non l'ho mai fatto. Ciao, Antonio. Quindi ho fatto un sacco di fiere per l'Europa e adesso mi sto riposando un pochino, diciamo così, che ho lavorato sempre e adesso mi sono preso un periodo di riposo, quindi perciò mi vedi sempre fare video e tutte queste cose qua adesso. Però già a maggio partirò per la, diciamo, per la Finlandia, quindi farò 6 mesi di Finlandia, quindi farò maggio-ottobre, quindi poi gli altri 6 mesi sto fermo perché mi bastano quei soldi per vivere, capisci? Quindi faccio sempre così, faccio 6 mesi lavoro, 6 mesi fermo. Oppure è capace che faccio 2 anni di lavoro intero e poi mi fermo per 2 anni. Quindi sono capace di lavorare pure 2 anni consecutivi e poi mi fermo per 2 anni come ho fatto adesso. Quindi diciamo che faccio il sacrificio una volta. Sì, sì, sto a Salerno, sì, sì. Quindi diciamo che alterno ste cose. Sì, sì, adesso a maggio partiamo a maggio e torniamo a ottobre. Quindi no, no, speriamo di no, a Greta no. No, adesso l'ho fatta così, giustamente volevo fare proprio il video per dire cosa abbiamo mangiato oggi, quindi l'ho fatto così, però lo capiterà di nuovo, non è che non lo faccio perché non voglio farmi vedere, se no non avrei neanche questo. Quindi non è il motivo, diciamo, è quella ragazzina è fatta dei cambiamenti climatici che va avanti e indietro che ha 13 anni e le parla del cambiamento climatico e di tutte queste cose qua. Ma quella ragazzina lì, ragazzi, lo sappiamo tutti, è manipolata da qualcuno dell'elite mondiale, come sempre. Quindi, sì, sì, Greta, la famosa bambina. Sì, sì, ancora no, quella bambina che va avanti e indietro, parlava della plastica, della cosa, poi ha fatto la gita in barca e stava con la bottiglietta d'acqua dietro la barca e parlava dell'inquinamento, dai, ah. Ragazzi, sono tutti quanti, qualche cosa ci sta sotto sotto come sempre, ma figurati, qualcuno la comanda per fare ste cose perché a 13 anni che ne capisci tu di cambiamenti climatici, tsunami? No, dai. Gli scienziati non lo capiscono, questo lo capisce questa, dai, ragazzi. Quindi qualcuno qualcuno la sta pompando bene bene. Sì, Letizia, a Natale io darò gli auguri così, figuratevi, non è un problema. No, no, guarda, era di plastica e poi Birba, adesso su Instagram ha beccata la mamma che aveva una poltrona, diciamo, di pelle di un animale raro, quindi è stata anche criticata su Instagram per questo suo comportamento, diciamo, di questa pelle, poltrona di pelle tipo il visone, che ne so, non mi ricordo che materiale era, ma la gente l'ha riconosciuta, ha detto questa parla di tutte queste cose e poi la mamma c'ha la poltrona che è di un animale, non so
che è in via di estinzione e via di seguito, quindi pensate un po', quindi poi vedete, ma una bambina di 13 anni che non va a scuola, che può essere? Va a parlare all'ONU, vuole parlare... No, no, ragazzi. Sì, sì, ma poi sulla barca poi aveva la bottiglietta quella lì, no come dice lei, quella in alluminio, proprio la bottiglietta, quello che diciamo di plastica. Vabbè ragazzi, io vi auguro una buona notte, me ne vado pure io, ci sentiamo domani, quindi ciao Avvocatella, ciao Incoronata, ciao Letizia, ciao io Agata, ciao a tutti ragazzi, buonanotte e ci sentiamo domani. Ciao Diego, ciao Samuel, ciao a tutti. Ciao Bilba, ciao.